Schiacciato da un camion che svoltava a destra all'uscita da una rotatoria, è morto così questa mattina alle 9:20 a Mareno di Piave il 63enne di Vazzola Italo Perenzin. Era in sella alla sua bicicletta da corsa quando lungo la provinciale tra Vazzola e Conegliano, via Conti Agosti, si è trovato in rotonda con un mezzo pesante di una ditta di prodotti chimici condotto da un 61enne di Lodi che non si è accorto del ciclista che sopraggiungeva da dietro. Al momento di svoltare in via Ungaresca verso Ramera, Perenzin è finito sotto le ruote del camion, morendo sul colpo. Sotto shock l'autotrasportatore, così come i testimoni dell'incidente mortale, sulla cui dinamica stanno ora indagando gli agenti della Polizia Locale di Conegliano, coordinati dal comandante Claudio Mallamace. Difficile per il conducente del camion accorgersi del ciclista che sopraggiungeva. Quest'ultimo, a sua volta, non si sarebbe reso conto in tempo che il mezzo doveva svoltare. Sulla base dei rilievi e delle informazioni raccolte dai vigili, la Procura della Repubblica, che ha aperto sul caso un fascicolo per omicidio stradale a carico del camionista, vaglierà eventuali responsabilità. Per la tifoseria Imoco un nuovo lutto dopo la perdita di Paolone Sartori, morto ad aprile per Covid. Ora, si legge ancora nel post dedicato a Perenzin, ci sosterrai da lassù insieme al nostro capo ultra e a quanti prima di voi ci hanno lasciato.